11ª domenica del tempo ordinario, amiche e amici. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Marco, due piccole parabole. Qual è l'argomento delle parabole di Gesù? È sempre lo stesso. Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Qui c'è una parola bellissima in greco, automate, spontaneamente, produce lo stelo, automaticamente, no? Spontaneamente, produce prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e poi il frutto maturo. Seconda parabola, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Quindi l'argomento è il regno di Dio, l'immagine è sempre la stessa, il seme. Forse ricordate una parabola che precede queste parabole, che è ben più famosa, la parabola del seminatore, no? In quella parabola, sempre l'importanza del seme che viene seminato, però sembra che l'attenzione sia concentrata sul terreno, perché ci sono terreni che danno frutto e terreni che non danno frutto, quindi ci sono terreni che hanno più qualità o meno qualità, più fertili, più fecondi, meno fertili, meno fecondi. Qui invece il centro è il seme che viene gettato ha una sua forza intrinseca. Bella sta roba qua, bella questa immagine, no? È chiaro che fuori metafora qui Gesù sta dicendo attenzione, perché non esiste soltanto la qualità umana di un cuore, di un animo, di uno spirito umano ben disposto, ma c'è la forza intrinseca di questo seme che viene da Dio e che non sono io. Cosa rappresenta questo seme che sarebbe il regno di Dio? Attenzione. Il brano finisce così: con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Allora, il centro torna ad essere la parola, che qui viene scritta, tra l'altro, con la P maiuscola. Allora, c'è un rapporto molto forte tra il regno di Dio e la parola. Potremmo dire che coincidono? Direi di sì. Perché le parole di Gesù, l'annuncio della parola di Gesù ha come argomento praticamente unico il regno di Dio. Quindi la parola è centrata sul regno, ma il regno cos'è se non la parola stessa? E questo seme cos'è? Forte, efficace, che dà frutti, cos'è se non la parola che viene accolta nel mio cuore, che può diventare la bellezza, il valore, la gioia dei frutti, i frutti della parola. Quali sono i frutti? Beh, è molto bella l'immagine nella seconda parabola, no, di questo, del regno di Dio, pensato come una pianta molto grande, ed è grande nel senso proprio di diventare spaziosa, accogliente, diventa una casa che accoglie, è ospitalità gratuita, al punto tale che gli uccelli del cielo possono venire a fare il nido alla sua ombra, però una pianta molto grande che fa ombra è accogliente e ospitale anche per le persone, no? Il pio ebreo si metteva all'ombra delle piante per sedersi e sentire la pace e poter meditare la parola di Dio, la Torah. Molto bene, è una bellissima immagine che ci dice quale potrebbe essere il frutto della parola e quindi il realizzarsi del regno di Dio, no? Diventare persone e comunità ospitali, accoglienti, dove ci si esercita nell'arte della cura, specialmente nei confronti dei più deboli. Benissimo. Poi nella Bibbia ogni qualvolta si parla di frutti, e si parla spessissimo di piante e di frutti, come
allegoria, no? Come metafora, ecco, per indicare ciò che Dio si aspetta dal suo popolo. Il popolo viene rappresentato come delle piante, può essere la vite, può essere il cedro, come sentiremo nella prima lettura da Ezechiele, potrebbe essere il fico, potrebbe essere l'ulivo, tutte queste piante bibliche della terra promessa che ci si attende che diano frutti, come Dio si attende che il popolo, che la comunità dia frutti. Quali frutti? Giustizia e pace. Allora, questi sono i frutti che Dio si attende, questi sono i frutti che mostrano l'identità del regno di Dio. Il regno di Dio, dice San Paolo, è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Perfetto. Due sottolineature veloci. Innanzitutto, ogni qualvolta Gesù parla del regno di Dio fa sempre riferimento a qualcosa che è nascosto. Tesoro nascosto nel campo, il seme che si sprofonda sottoterra, no? Quindi il regno di Dio non è per persone superficiali, bisogna cercare, bisogna scavare, bisogna ascoltare, no? Ecco. E poi non dimentichiamoci che la parola, il regno di Dio, non sono io, è dono e grazia, viene dall'alto. Accogliamo e diamo frutto. Buona domenica.